Conegliano arriva la prima della classe, fin qui ancora imbattuta, punteggio pieno. Formazione di casa di Mr. Brusaferri, invece terza a 9 punti ma con una partita in meno da giocare. Benvenuti al Palastadio da Udino Baggio per Roblox con il commento di Conegliano Montello. Gheno, pressing Bertoni, Gheno prolunga per Ziberi. Ziberi va dalla parte opposta. Dentro per Gheno che la tocca, la palla sfila pianissimo vicino al palo. Imamovic può andare vicino da Favaro che la vuole, invece scucchiaia per Ziberi, si coordina col mancino ma la schiaccia per terra. Favaro la tocca per Ziberi che conclude, la seconda è buona, quella del numero 10 Sadat Ziberi. 1-0 Atletico Conegliano al Palastadio. Drizzate bene le orecchie giocatori, perché sono disponibili le mix card di Roblox. 3-5 azioni personalizzate di un'unica partita in formato verticale, tracking ball sul giocatore, scheda dati ruolo e tanto altro ancora. Trovate tutto nel link in descrizione. Torniamo al campo con la palla lunga per Imamovic di fronte al portiere, la tocca Ep. Leandrigno può puntare Favaro. Leandrigno, dribbling fulmineo, se ne va Leandrigno di fronte a Sponga, murato dal petto, quindi Imamovic, capovolgimento di fronte, Imamovic carica la botta, in tuffo Boin. Rilancio del numero 22, cercare direttamente Ziberi, la controlla con il ginocchio, poi Ziberi si gira, 1 contro 1, si allarga Ziberi, trova l'angolino vincente sul secondo palo, conclusione di Sadat Ziberi che vale 2-0 Atletico Conegliano. Ziberi perché si può girare, va a puntare il numero 19 Coppe, Ziberi, una serie di finte, danza sul pallone, Ziberi di fronte a Boin e poi Bonazzo. L'appoggio anche per Coppe, invece Bonazzo va da solo, una finta 2, salta Gheno, Bonazzo fuori, voleva farsi un regalo nel giorno del suo compleanno, Luca Bonazzo. Toni, fuori c'è anche Ep, Panziera in mezzo, invece la palla a mezza altezza per Bonazzo che si coordina di sinistro ma va. Nicolati a puntare, vai, classe 2001, si accentra, Nicolati trova liberissimo, Coppe che ha spazio per concludere, si rifugia in corner il Conegliano con Sponga. Ziberi, Leandrigno in pressing, cerca la Veronica, ben piazzato, vince il duello e se ne va, resiste su Imamovic di fronte a Sponga, appoggia a Bertoni, la perde Ziberi e il Montello non perdona, contropiede di Leandrigno che appoggia per il compagno in maglia 15, esultano i ragazzi di Mr. Donisi. Bertoni, Panziera, Nicolati vicino a lui, fuori invece Ep, servito proprio il numero 2 che va alto. Nicolati va a puntare il numero 14 Gheno, c'è Panziera vicino a lui, Nicolati si accentra, poi passa su Gheno, ancora Nicolati, la conclusione di punta, impresa sicura di Sponga, lungo da numero 17 Imamovic, il controllo, spalla alla porta, in mezzo a 3 Imamovic, il tocco per Ziberi che prova la botta, chiude bene sul palo Boin, ancora 2-1 il risultato fin qui, attenzione perché c'è spazio, può andare Ep, Bertoni ha cercato il compagno sul secondo palo, ci ha messo la manona, Ep, Bertoni a memoria per Nicolati in sovrapposizione, Nicolati dentro da Panziera che non riesce a metterci, che può andare vicino anche da Gheno, poi invece scucchiaia per Ziberi, si coordina al volo, mette out la difesa, ancora il numero 10 libera per Imamovic, Almir Imamovic, conclusione in porta che rimbalza sull'estremo difensore del Montello e si insacca, letteralmente trema il Palastadio per il gol del 3-1. Gheno in pressione su di lui Panziera, Gheno allarga da Favaro che poi va da Imamovic, ci mette il piede. Ep lo attende Imamovic, Ep poi si accentra, va dall'altra parte per Bertoni, Bertoni carica il cross, Panziera, formidabile l'intervento di Sponga. 2 minuti al termine, ci prova ancora la squadra ospite, in svantaggio di 2, adesso con Nicolati la deviazione, lascia scorrere, Panziera va dentro da Ep, abbracciato dall'avversario in maglia giallo-blu, Imamovic, conclusione dalla sua porta, fuori di 1 metro, ci deve provare il Montello, manca poco. Tocco fuori da Coppe che va da Panziera, deviazione Nicolati, poi sulla respinta Ep va alto contro Sponga, parte il numero 20 Bonazzo col mancino fuori. 2 secondi al termine, si spengono le speranze. Pubblico che con gran voce attende il fischio finale che arriva e suona la sirena nella bolgia del Palastadio. È l'Atletico Conegliano l'antagonista che interrompe il cammino fin qui perfetto del Montello Futsal. 3-1 risultato finale con la doppietta di Ziberi e Imamovic.